Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio dallo stadio di Sant'Agostino, periferia sud di Padova, dove è in calendario l'incontro di calcio Sant'Agostino-Petrarca, valido quale quinta di campionato del girone H di seconda categoria. Un solo punto divide le due squadre nella classifica del girone dopo 4 gare. Solo 2 reti al passivo per gli ospiti, fattore campo che potrebbe rivelarsi determinante per il Sant'Agostino, anno di fondazione 1973, anche se il Petrarca, anno di fondazione 1910, si presenta ancora imbattuto in questo campionato. Le formazioni: Sant'Agostino in maglia bianco-azzurra, Guadagnini, Vinchesi, Pepe, Grassetto, Dressadore, Dainese, Pagani, Volpin, Zacca, Calore, Donà. A disposizione di mister Giuseppe Agostini, Quarto, Demirai, Zanetti, Musotto, Badain, Benvenu, Desiderà. Petrarca calcio in completo nero: Pinton, Stefani, Pensa, Toldo, Vettore, Marcato, Turchetto, Meneghin, Cosoi, Fornari, Ferraro. A disposizione di mister Carola Riccardo, Dadalì, Furlani, Pasqualetto, Pizzigolotto, Pagnan, Negra, Venerucci. Con un freddo cane e sotto un cielo grigio dirige l'incontro il signor Toniolo della sezione AIA di Mestre. Petrarca pericolosissimo con Ferraro che approfitta dell'uscita di Guadagnini per calciare a colpo sicuro. Ottimo Dressadore a salvare la propria porta e il risultato. Ottavo, duetto al limite dell'area tra Ferraro e Meneghin che tenta il sinistro, a lato di poco. Matura a centrocampo l'episodio che può rappresentare la svolta della partita. Un fallo di gioco e poi la reazione di Toldo inducono il direttore di gara ad estrarre il rosso per il mediano petrarchino. È il 20° e gli ospiti continuano in inferiorità numerica. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Comincia in avanti il Petrarca, ma è il contropiede del Sant'Agostino che risulta pericoloso. Donà scende sulla fascia sinistra ma trova Pinton, uscito con ottimo tempismo, a respingere. Da azione d'angolo, incornata di Zacca a centro area, solo fuori. Velocissima azione del Sant'Agostino, da Pagani a Donà che dribbla mezza difesa avversaria. La sfera arriva a Grassetto che conclude alto. Contropiede degli ospiti, direttamente da Pinton a Ferraro che colpisce a colpo sicuro ma Guadagnini c'è e respinge. Così come nel prosieguo dell'azione, su Cosoi che dai 25 metri lo impegna nella deviazione in angolo. È il 23° quando Donà impegna a terra Pinton che fa sua la sfera. Al 38° brividi per il pubblico di casa quando Furlani, su ottima azione personale, inventa dal limite un'ottima stoccata che sorvola di poco la traversa. Minuto 44, Pizzigolotto, nuovo entrato, si fa spazio sulla corsia di destra e lascia partire un traversone insidioso che sorprende il portiere Guadagnini e tocca il montante, poi l'azione sfuma. Un minuto dopo il triplice fischio di Toniolo decreta la fine dell'incontro. È 0-0 fra Sant'Agostino e Petrarca. Con Riccardo Carola, mister del Petrarca, un commento su questo pareggio, il quarto. Il quarto pareggio, però oggi devo fare solamente i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato l'anima, abbiamo creato molte occasioni da gol e penso che abbiamo portato a casa un punto importante considerando il fatto che dal 20° del primo tempo siamo rimasti in 10, quindi complimenti ai ragazzi. È stata una bella partita. Ecco, ha già anticipato che... È stato il quarto pareggio, è l'ora di buttarla dentro un po' più spesso e di prendere i 3 punti perché alla fine sono quelli che contano per la classifica finale. Voi rimanete imbattuti comunque? Rimaniamo imbattuti, siamo solidi, compatti, i ragazzi stanno impegnando e siamo contenti così per adesso. Il vostro obiettivo per questo campionato? Fare il meglio possibile, cercare di far crescere un pochino i giovani che abbiamo e insomma questo è l'obiettivo del Petrarca. Ai nostri microfoni Giuseppe Beppe Agostini, allenatore mister del Sant'Agostino. Una partita che poteva avere anche un finale diverso con quell'episodio al 20° del primo tempo. Ti stai riferendo all'espulsione? Sì, beh, è stata oggettivamente importante, peraltro quello è un giocatore molto bravo e, come dire, poi credo sia pesata nell'economia della partita. È stata comunque una partita abbastanza equilibrata.
anche se devo dire che abbiamo avuto un paio di episodi nel secondo tempo che insomma definiamoli sfortunati, avremmo potuto fare un paio di gol e va bene, anche loro comunque hanno avuto un paio di occasioni, una nel primo tempo, una nel secondo importanti, diciamo che va bene così, dai. I ragazzi comunque una prova positiva per i tuoi ragazzi? Sì, io sono molto contento, noi abbiamo affrontato una squadra che è ben strutturata, ha giocatori di qualità e credo che non abbiamo assolutamente sfigurato, anzi abbiamo tenuto bene il campo anche quando eravamo, anche nei primi 20 minuti quando eravamo in parità numerica, quindi direi bene, insomma nel secondo tempo abbiamo avuto una leggera supremazia territoriale noi, dovuta probabilmente a quell'episodio a cui ti riferivi e direi bene, insomma abbiamo avuto le nostre occasioni, le abbiamo sbagliate, capita, ma bene, insomma dai, sono abbastanza contento. Qualche assenza che si è fatta pesare? Sì, avevamo Matteo Di Luccia e Nicola Fioriello che sono due attaccanti che contemporaneamente sono stati fuori questa partita, anche Marco Pavanello che è un terzino era infortunato, però devo dire che chi ha giocato non è certamente inferiore, ha giocato molto bene, quindi non posso assolutamente dire che mi sono mancati dei giocatori, assolutamente. Rinviamo la vittoria alla prossima. Speriamo, l'aspettiamo dalla prima di campionato, cioè abbiamo vinto la prima e dopo abbiamo sempre pareggiato, abbiamo avuto un unico episodio negativo, sta andando abbastanza bene, speriamo.